TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la economia. Confcommercio Mestre esprime dispiacere per la notizia relativa alla chiusura del bistrò della libreria Feltrinelli, che a sua volta ridurrà la superficie del suo punto vendita. La situazione sembra in evoluzione e ci si auspica che venga presto trovato un nuovo assetto, dichiara il presidente Massimo Gorghetto. Certo, il ridimensionamento di un brand così importante in centro città non è un buon segnale. Allo stesso modo ci preoccupano le altre chiusure. L'augurio è che Camestre possa presto trovare un piano di rilancio delle sue attività nelle varie articolazioni, perché un centro commerciale nel centro città, come è sempre stato dai tempi di Coin e poi con le barche, diventa elemento attrattore a sostegno anche di tutto il commercio di vicinato, della piazza e dintorni. La chiusura del bistrò della libreria Feltrinelli porta dispiacere, ma è anche un invito a non cedere alla rassegnazione delle chiusure e a lavorare da subito per nuove soluzioni. Cambiamo argomento. Dopo il successo dell'edizione precedente, torna anche per il 2026 il sostegno della Regione del Veneto a chi sceglie la mobilità sostenibile. Lo sottolinea l'assessore all'ambiente Elisa Venturini, annunciando l'apertura del bando per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale, autobus, tram e treni regionali. Un provvedimento lungimirante, prosegue l'assessore, per il quale la Regione stanzia 5 milioni di euro, puntando a ridurre sensibilmente il traffico veicolare privato e di conseguenza lo smog. Dalle ore 10 di lunedì 12 gennaio i cittadini maggiorenni residenti in Veneto, proprietari di autoveicoli o motoveicoli, potranno richiedere il contributo tramite voucher. Il valore del bonus è di 200 euro, ridotto a 160 per chi ne ha già usufruito nella scorsa edizione. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale entro le ore 12 del 31 agosto 2026. E la centrale operativa della Polizia Locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, mercoledì 7 gennaio, dalle ore 20, entreranno in azione i mezzi spargisale. I mezzi attiveranno la procedura necessaria per la salatura di tutta la viabilità carrabile prevista dal piano neve, terraferma Piazzale Roma e Tronchetto, Sant'Erasmo, Lido Pellestrina, San Pietro in Volta. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza. Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano di informazione Ocio che Neviga, predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Protezione Civile Nazionale. Voltiamo pagina. Tutto pronto come da tradizione a Miraporte per la consueta festa de Befana, che chiude sul territorio comunale il programma degli eventi natalizi nel weekend successivo alla ricorrenza dell'Epifania. L'appuntamento è per domenica 11 gennaio tra la piazzetta e lungo il Naviglio, con il gran finale del falò sull'acqua del Brenta. Si comincia alle ore 10 con l'apertura degli stand con specialità tipiche e prodotti dell'artigianato. Tante le iniziative nel pomeriggio. Alle 15 la spettacolare regata de Befane su mascherette nel Naviglio a cura del gruppo sportivo Riviera del Brenta. Alle 15:30 si svolgeranno i giochi di una volta per i più piccoli. Alle 17:30 sarà la volta dell'attesissimo Isola LED and Fire Show, uno spettacolo di luci e fuoco mozzafiato. Alle 18:15 infine il traino della Pirovea sulla Brenta e l'accensione del tradizionale falò. Alle 19:30 chiuderanno gli stand espositivi. L'organizzazione della Proloco di Mira. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.